Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. 27 anni di carcere all'uomo che travolse con l'auto la moglie e un'amica, che morì. Poi andò al bar e aspettò la polizia. La tragedia avvenne nell'estate del 2023 alla zona industriale di Catania. Stupro alla Villa Bellini, c'è la seconda condanna a un minorenne che faceva parte del branco che a Catania ha abusato della tredicenne. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. Abusi su minori, dichiarazioni confuse del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Gisana. Per l'accusa avrebbe lasciato compiere per 3 anni a Don Rugolo le violenze per cui è stato condannato. Lotta alla mafia, colpo al mandamento di Mazzara del Vallo, in mano agli eredi di Messina Denaro. 18 le persone indagate, 7 in carcere, 10 ai domiciliari. A Catania anarchia in via Santa Sofia. Il comune mette i blocchi di cemento per fronteggiare la sosta selvaggia, ma senza risultati. Raggiungere il policlinico rimane un percorso a ostacoli. Calcio, la crisi delle big siciliane. Il Catania continua a balbettare in casa, prende un nuovo portiere e tiene tutti sulla corda in vista del mercato di gennaio. In Serie B, Dionisi sulla graticola nel Palermo, ormai fuori dalla zona play-off. Bentrovati. Catania ha condannato a 27 anni di carcere l'uomo che investì la moglie e un'amica uccidendo quest'ultima. Sentiamo i dettagli da Luca Ciliberti. Accecato dalla rabbia, investì con l'auto la moglie e l'amica uccidendo quest'ultima. La quarta corte d'assise di Catania ha condannato a 27 anni di carcere il 53enne Piero Nasca con un aumento di pena di ben 3 anni rispetto ai 24 richiesti dalla procura. Il collegio, presieduto da Maria Pia Urso, ha riconosciuto l'imputato parzialmente incapace di mente. La moglie di Nasca, Anna Longo, di 57 anni, voleva lasciare il marito ed aveva già preso contatti con un avvocato per avviare le pratiche per la separazione. Il 10 giugno del 2023 la donna aveva chiesto all'uomo di poter essere accompagnata in una clinica da un'amica per maggiore cautela. Il marito poi sarebbe andato a riprenderla. Quella mattina invece, vedendole arrivare a piedi, il marito non ci ha visto più e ha travolto volontariamente le due donne. Ad avere la peggio è stata Cettina De Bormida, di 69 anni. Secondo le tesi della procura, Nasca sarebbe passato almeno 2 volte con l'auto sul corpo della donna fino a provocarne la morte. Subito dopo l'uomo si sarebbe fermato a un bar poco distante confessando a un dipendente di aver ucciso la moglie, poi ha telefonato al numero unico di emergenza per raccontare tutto. La Corte d'Assise ha disposto anche che Nasca, dopo aver scontato la pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una comunità terapeutica per la durata minima di 3 anni. Il legale dell'imputato, l'avvocato Fabio Presenti, ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni. Nasca e il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada sono stati condannati al risarcimento di 150.000 euro al figlio della donna uccisa e di 50.000 euro alla ex moglie. Giovanni Parrinello di Marsala e la sua compagna Lara Scandaliato sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Trapani per l'omicidio del 60enne Antonino Titone, ucciso il 26 settembre 2022 nella sua abitazione. Parrinello è stato condannato all'ergastolo, alla sua compagna 17 anni e mezzo di carcere. Alla base del delitto ci sarebbe stato un debito non saldato della vittima per una fornitura di stupefacenti. Violenza sessuale alla Villa Bellini di Catania, arriva una seconda condanna, stavolta ai danni di un minorenne che faceva parte del branco che ha abusato di una tredicenne. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. Ciliberti. Arriva una nuova condanna nel processo a carico del branco che lo scorso 30 gennaio ha aggredito e stuprato una tredicenne nei bagni della Villa Bellini di Catania davanti al suo fidanzatino di 17 anni. Il Tribunale per i minorenni ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione un minore che faceva parte dei 7 egiziani, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. L'accusa, con la procuratrice per i minorenni Carla Santocono e il sostituto Orazio Longo, aveva chiesto la condanna a 10 anni. Il giovane era accusato anche di violenza privata ai danni del fidanzatino per averlo immobilizzato, ma secondo i riscontri non sarebbe stato tra i due che avrebbero consumato lo stupro ai danni della ragazzina. Il legale dell'imputato, l'avvocato Gianmarco Gulizzi, ha annunciato ricorso contro la sentenza che sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni previsto entro i prossimi 90 giorni. Un altro minorenne è imputato per la violenza sessuale di gruppo, ma con rito abbreviato che non è stato ancora trattato.
Altri 5 egiziani maggiorenni sono a processo e uno di loro è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e sentenza emessa dal GUP Giuseppina Montuori. Sarebbe questo il secondo autore materiale dello stupro. Gli altri 4 sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania. Tutti i procedimenti sono celebrati a porte chiuse. Determinanti nelle 2 inchieste che si sono avvalse delle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzatino che hanno denunciato la violenza e poi riconosciuto gli aggressori. Le loro testimonianze sono state acquisite durante un incidente probatorio che si è svolto davanti ai 2 GIP, distrettuale e per i minorenni, e che è stato acquisito agli atti dei 2 procedimenti. Per la prima volta in Italia un vescovo è indagato per falsa testimonianza in un grave caso di abuso sessuale su minori. Le dichiarazioni confuse del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Gisana, sollevano interrogativi inquietanti e il caso Rugolo non sarebbe l'unico in diocesi. Gerri Italia. Eccellenza si metta d'accordo con se stesso. Con queste parole il procuratore della Repubblica Massimo Palmeri ha messo in luce la confusione nelle dichiarazioni del vescovo Gisana durante l'udienza del 10 ottobre del 2022. Dichiarazioni che hanno poi portato all'indagine per falsa testimonianza per lui e per il suo vicario, Monsignor Murgano. Una vicenda che segna un precedente storico. È la prima volta che un vescovo in Italia è indagato per falsa testimonianza in un caso di abusi sessuali su minori. Secondo i magistrati Gisana era al corrente di tutto già dal 2016, ma non sarebbe intervenuto fino al 2019. Lasciando il prete libero di abusare. Don Murgano invece sapeva già dal 2015, quando la vittima si confidò con lui. In quel caso il vicario si limitò a dire di dimenticare, di non parlarne con nessuno, nemmeno con il vescovo. I magistrati contestano a Gisana di non aver preso alcun provvedimento nei confronti di Rugolo, nonostante la segnalazione di un prete della diocesi, Don Giuseppe Fauciana, e la successiva denuncia dei genitori di una delle vittime. Eppure, in diverse deposizioni, in istruttoria e in dibattimento, il vescovo di Piazza Armerina avrebbe sempre sostenuto di non aver mai saputo niente. Gisana però, intercettato agli inquirenti mentre parla con Don Rugolo, aveva addirittura ammesso apertamente di aver insabbiato il caso e in un'altra registrazione lo si può sentire parlare di un altro caso di pedofilia nella sua diocesi, anche quello rimasto impunito. Io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori. E io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore. Caso a conoscenza anche di Monsignor Murgano, referente diocesano del Servizio per la tutela dei minori sino al dicembre del 2022, che in aula ha ammesso di essere al corrente anche di altri casi di abuso nella diocesi. Entrambi i prelati ora rischiano il rinvio a giudizio, mentre la curia è chiamata a risarcire le vittime degli abusi. È morto anche Domenico Vitale, il ragazzo di 27 anni che era rimasto coinvolto nell'incidente sulla Palermo-Agrigento 2 giorni fa. Il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione del civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Oggi pomeriggio a Villafrati, funerali di Samuele Cusimano, 21 anni, il giovane morto sul colpo nello scontro con l'autocisterna a Villafrati, il lutto cittadino. Gli affari mafiosi a Mazara del Vallo erano nelle mani di un allevatore. Il blitz della Guardia di Finanza di Palermo conferma che i clan seguono ancora le orme di Matteo Messina Denaro. Laura Spanò. L'operazione antimafia di oggi fa luce sul mandamento mafioso di Mazara del Vallo, storicamente uno dei centri nevralgici di Cosa Nostra in Sicilia occidentale, che comprende le famiglie mafiose di Mazara, Salemi, Vita e Marsala, un'area che ha sempre rappresentato una base strategica per i grandi boss corleonesi come Totò Riina, Leoluca Bagarella e Bernardo Brusca, che qui hanno trascorso periodi di latitanza. Il mandamento è stato per anni sotto la guida di Mariano Agate, figura di spicco della mafia siciliana, successivamente da uomini d'onore come Francesco Messina, Salvatore Tamburello, Vincenzo Sinacori, Andrea Mangiaracina, Vito Gondola, Dario Messina, fino a Domenico Centonze, ufficialmente allevatore di ovini, ma in realtà, dicono gli investigatori, con un ruolo chiave nelle attività mafiose del mandamento manzarese: riscuotere crediti, gestire controversie anche con metodi violenti, organizzare un traffico di stupefacenti tra Palermo e Mazara, controllare le aste fallimentari delle aree di Pascolo. In carcere stamane è finito anche Alessandro Messina, fratello di Dario Messina. Con lui sono finiti in carcere 2 nomi pesanti della mafia mazzarese, Pietro Burzotta e Paolo Apollo, rispettivamente genero e cognato di Vito Gondola, capomafia di Mazara, deceduto, considerato dagli investigatori pedina fondamentale del sistema dei pizzini del defunto Matteo Messina Denaro. Un altro nome rilevante è quello dell'imprenditore Luigi Prenci, accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa.
Bengalese accoltellato a Palermo. Gli amici del turista americano arrestato dicono: non sappiamo nulla, stavamo dormendo. Proseguono le indagini per capire cosa sia successo. Marco Gullà. La pioggia ha cancellato le tracce di sangue. Si chiama Joseph, ha circa 23 anni ed è originario del New Jersey. Il turista americano accusato di essere l'aggressore del 29enne bengalese accoltellato nella notte tra venerdì e sabato in Vucciria, a Palermo. L'americano è stato arrestato ieri. L'aggressione è andata in scena in questa strada, via Argenteria, proprio nel cuore della Vucciria. Ci sono spesso liti violente, ci racconta un residente che non vuole farsi riprendere. Ormai non ci facciamo più caso. Tutto si sarebbe svolto in circa 100 metri, un fazzoletto il cui centro gravitazionale è proprio la casa vacanza dove al momento si trovano i due connazionali e compagni di viaggio di Joseph. Gli amici americani sostengono di non sapere nulla e di stare dormendo mentre il 23enne accoltellava il bengalese. Una lite nata durante le ore della movida oppure uno scambio di persona. Gli inquirenti sono al lavoro. Intanto il 29enne bengalese è ora ricoverato al reparto della chirurgia toracica dell'ospedale civico, fuori pericolo di vita, dove è arrivato d'urgenza dopo aver perso molto sangue. Se la caverà e probabilmente le sue dichiarazioni saranno fondamentali per capire cosa è successo alla Vucciria. In prefettura ad Agrigento, riunione del Comitato per la Sicurezza Pubblica dopo l'intimidazione subita dal sindaco di Campobello di Licata, Terrana. Davide Sardo. Per il sindaco di Campobello di Licata è stata disposta una vigilanza generica radiocollegata. Lo ha deciso stamattina il neoprefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, che ha convocato una riunione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare le recenti minacce di morte rivolte al sindaco Vito Terrana. L'episodio, avvenuto per mano di un 31enne che ha puntato una pistola contro il primo cittadino, ha destato grande preoccupazione. L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri. Le istituzioni si sono strette attorno alla figura del sindaco che è in trincea, del sindaco che deve affrontare le problematiche, del sindaco che, qualora è costretto a dire di no, riceve delle minacce, ed è una cosa intollerabile. Ho perdonato il ragazzo, anche forte da una componente cristiana. La comunità agrigentina si è stretta intorno al sindaco durante un raduno dinanzi il municipio a Campobello di Licata, seguito da una marcia cittadina a cui hanno partecipato numerosi sindaci della provincia. Dal 23 dicembre al 1 gennaio l'AMAP sospenderà il piano straordinario di razionamento idrico a Palermo. La decisione è stata presa in considerazione del ritorno degli studenti fuori sede e della maggiore presenza di turisti. Anarchia in via Santa Sofia. Il comune di Catania mette dei blocchi di cemento per fronteggiare la sosta selvaggia, ma il risultato non è quello sperato. Raggiungere il policlinico equivale a un percorso ad ostacoli, come ci racconta Tonino De Mana. 2 cartelli di sosta e fermata, delle barriere New Jersey messe a punto per fronteggiare la sosta selvaggia. Risultato: la sosta selvaggia c'è perché le macchine sono parcheggiate oltre le barriere New Jersey. Qualche multa è stata fatta, ma la sensazione è che serva solo per fare cassa, perché il problema resta, anzi la presenza dei blocchi in cemento lo acuisce. Il caos è servito in via Santa Sofia, dove anche i mezzi di soccorso faticano, e non poco, per raggiungere il pronto soccorso del policlinico. Dopo mesi e mesi di incontri e riunioni, l'unico accorgimento portato avanti dal comune di Catania è stato quello di piazzare alcuni New Jersey, con il risultato di restringere la carreggiata, scelta non certo azzeccata, come conferma l'equipaggio di questa ambulanza. Servita a niente. Ignorate completamente. Esatto, praticamente hanno solo ristretto di più la strada e le persone comunque si parcheggiano sempre al lato. Quanto avete impiegato per fare via Santa Sofia? Allora, di solito anche 20 minuti, mezz'ora in base. È impossibile. Stavano aspettando qualcosa che capita di brutto. E mentre le ambulanze restano bloccate, decine di auto sono tranquillamente, si fa per dire, parcheggiate in divieto di sosta e fermata. È un incubo. Sarebbe una strada dove devo andare io, in 10 minuti la potrei fare, adesso ha mezz'ora che sono bloccata qui. L'anarchia regna sovrana anche sui marciapiedi. Questo ciclomotore ostacola il transito dei pedoni. Sua figlia ha le stampelle, come si fa a camminare sul marciapiede in queste condizioni? È una sorta di corsa ad ostacoli, diciamo, non è proprio un tragitto lineare. Qua così non si può andare avanti. Dopo il nostro servizio, probabilmente qualche pattuglia tornerà sul posto e magari farà qualche altro verbale. Ma è la soluzione al problema?
Catania 83esima, guadagna 9 posizioni nella classifica del Sole 24 Ore per qualità della vita che la vede comunque nella parte bassa, tutte le città siciliane. Siracusa, fanalino di coda, a Ragusa il primato isolano. Catania è quinta per furti di auto. Roberta Lunghi. Non ci sono balzi importanti in avanti per le città siciliane che, con qualche variazione in su o in giù, occupano sempre la parte bassa della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Nel report 2024 Catania si risolleva di 9 punti, passando dalla posizione 92 del 2023 all'83esima del 2024. Perde punti Palermo, che quest'anno occupa la posizione numero 100. Resta Ragusa, la città con la migliore qualità della vita in Sicilia, che con un guadagno di 5 posizioni occupa il posto numero 81. Il salto in avanti più importante è quello di Trapani, che con più 14 posizioni arriva ad essere 85esima. Fanalino di coda delle siciliane Siracusa, stabile al 104esimo posto. L'indagine, che vede svettare Bergamo con maglia nera Reggio Calabria, fotografa il benessere nelle province italiane attraverso 90 indicatori divisi in 6 categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Debuttano 27 parametri, tra cui il rischio idrogeologico, il trend del prodotto interno lordo, che ad esempio premia Palermo e Caltanissetta, e poi il valore tendenziale delle presenze turistiche. Per quel che riguarda la città etnea, tra gli indicatori principali, la città è 67esima in affari e lavoro, con un più 24 posizioni, 76esima in cultura e tempo libero, con un desolante 24esimo posto per indice di criminalità e quinto posto per furti di autovetture. Ironia e introspezione nell'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, con Corrado Tedeschi al Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, uno spettacolo che affianca alla rappresentazione classica una proposta originale. Veronica Barbarino. Ha perduto il treno. All'esterno di un caffè notturno, 2 uomini, un pacifico avventore in attesa del primo treno del mattino e un altro cliente che con quieta disperazione si apre gradualmente fino a confessare il suo male, che lo condanna a una vita breve. Sul palco del Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, un versatile Corrado Tedeschi, affiancato dall'attore Claudio Moneta, ha dato vita all'uomo dal fiore in bocca, capolavoro di Luigi Pirandello. Una lettura innovativa e antiretorica di un classico immortale che viaggia sulle corde contrastanti del tragico e del comico con leggerezza e profondità. Pirandello in Sicilia è una grandissima sfida che raccogliamo con entusiasmo, uno spettacolo che ha 25 anni di vita ed è meraviglioso vedere i teatri pieni facendo Pirandello, perché oggi è un momento molto difficile per la cultura. I social, internet stanno veramente un po' anestetizzando i cervelli. Lo spettacolo combina alla rappresentazione classica una proposta originale. Infatti, prima della pièce inscena una lezione semiseria sulla follia e il tema della maschera. In un immaginario dialogo con un personaggio pirandelliano, fuggito chissà da quale opera, Tedeschi ha coinvolto gli spettatori abbattendo quel muro immaginario tra posto e palcoscenico, offrendo un'esperienza intima e collettiva allo stesso tempo. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania si interroga sul futuro dopo la sconfitta casalinga con il Potenza. I tifosi chiedono risposte. C'è una sola partita per chiudere l'anno solare e poi sarà di nuovo mercato. Marco Carli. Confronti interni ed esterni di Grella con il gruppo, prima volta del dirigente in 2 anni negli spogliatoi, giocarsi l'opportunità, uno dei temi, perché il mercato si avvicina, volontà di intervenire subito, quella che hanno chiesto i tifosi alla D e vicepresidente del Catania, una 70 di loro, a colloquio con Grella. Si è parlato anche dei giocatori e di Pelligra, del futuro degli investimenti comunque fatti finora, compresi gli errori commessi. A proposito di mercato, la situazione è chiara, ci sono 5 esuberi e ci sono almeno 4-5 giocatori della rosa impiegata fino ad ora
che nelle intenzioni potrebbero fare le valigie per alleggerire il monte ingaggi e permettersi di intervenire nella finestra di gennaio. 1 o 2 attaccanti sarebbero nel mirino, ma bisogna vedere le tempistiche. I giocatori validi costano di più nella prima fase del mercato e il 5 gennaio c'è il Benevento. A proposito di tempestività, il club è intervenuto per porre un argine al problema portiere dopo l'infortunio di Betters. Pronto Alessandro Farroni, ex fra le alte di Vispesaro, Alessandria, Bari, Regina e Juve Stabia. Potrebbe essere già in campo col Sorrento. Interventi per Betters e Di Gennaro che saranno eseguiti a Villa Stewart a Roma, in artroscopia per Betters per una lesione legamentosa della caviglia destra, di osteosintesi per il difensore in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Di Gennaro ritornerà nel giro di 40 giorni, più lunghi i tempi per Betters, care le possibilità di Guglielmotti di dare domenica il proprio contributo alla squadra. Palermo in crisi dopo la sconfitta di ieri al Barbera contro il Catanzaro. Dionisi al momento non rischia l'esonero, ma è comunque in discussione. Marco Gullà. Sconfitto e contestato. Per il Palermo è crisi nera. Rosanero che cadono di nuovo al Barbera contro un Catanzaro che ha banchettato senza problemi, trovando le reti prima all'inizio del match con Biasci e poi nel finale con Pompetti. In mezzo il gol di Nicolau, illusorio, inutile. La contestazione dei tifosi era ineluttabile. Questo Palermo ha difetti di fabbrica, probabilmente costruito male, con un tecnico che in questo momento non rischia l'esonero, ma è ormai sulla graticola per via dei risultati, non in linea con le aspettative. Difficile da commentare per quello che abbiamo fatto. Purtroppo siamo passati in svantaggio subito, questo ha complicato le cose, poteva complicare anche la prestazione, così non è stato. Poi nel miglior momento di pressione, dove loro non uscivano più, abbiamo subito un cambio campo, ma è troppo poco per prendere gol, e poi dopo Pompetti ha fatto un gran gol che purtroppo in questo momento non riusciamo a far noi. E loro con un gol importante al set da 20 metri hanno vinto la partita. Dalla società, come previsto, nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio. La squadra proseguirà il ritiro cominciato giovedì scorso. Evidentemente ci sono tante cose da chiarire all'interno di un gruppo che non sembra per nulla affiatato e con tanti giocatori delusi. Vedi Brunori. Bene, il TG finisce qui, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.